In aperta polemica con la segreteria nazionale del PD si dimette la segretaria metropolitana Gigliola Scattolin. La segreteria nazionale, a mio avviso, per quelli che è stato la mia esperienza, pur avendo delle enormi potenzialità, ha mancato in questo periodo di valorizzare la struttura partito, e questo poi si è visto anche nel ruolo che potevamo avere noi segretari provinciali, regionali, cioè qui lo devo dire, non abbiamo quasi toccato palla nelle candidature. Non voglio dire che le candidature erano sbagliate, dico che questo non crea comunità e tutto quello che può portare una comunità. Occorreva pensare meno a se stessi e più al partito, osserva amaramente Scattolin, serviva ascoltare di più i circoli sul territorio e meno i cerchi magici. Ritengo che Matteo Renzi dovrebbe dimettersi, perché la politica fatta bene è anche generosità. Questo non significa sparire, come ho detto io in altro ruolo ci sarò, però questo è anche riconoscere gli errori, perché senza riconoscere gli errori non si fanno passi in avanti, si mettono solo delle toppe. Sulla stessa linea il sottosegretario uscente all'economia Pierpaolo Baretta, sfortunato candidato al collegio uninominale di Rovigo. Io penso che sarebbe opportuno, doveroso che il segretario del partito nazionale mettesse a disposizione il suo mandato. Questo fa parte, come dire, dell'etichetta politica di fronte a un risultato come questo. Autocritica invece da Nicola Pellicani, che invita ad aprire una riflessione su cosa abbia portato il centrosinistra veneziano al risultato più basso della sua lunga storia. È venuta meno, secondo me, una relazione con gli elettori, è questa che dobbiamo ricostruire, un rapporto, e questo è un lavoro lungo che però dobbiamo cominciare a fare assolutamente da domani mattina.